La nuova protesta dei migranti ospitati nella base di Conetta è andata in scena nel giorno di Ferragosto. Un centinaio di richiedenti asilo che all'altezza dell'incrocio hanno bloccato la circolazione. Una nuova rivolta contro la qualità della vita all'interno della struttura, ma soprattutto per chiedere che vengano accelerate le pratiche per le domande d'asilo. A tenere sotto controllo la situazione le forze dell'ordine che, come già accaduto in altre occasioni, denunciano un organico insufficiente. Ha dimostrato ancora una volta che i numeri delle forze dell'ordine non sono sufficienti a contrastare queste proteste. Non è possibile che una frazione di 190 abitanti e le stesse forze dell'ordine siano tenute in scacco da questi profughi. Da un lato dunque le richieste dei migranti, dall'altro quella delle forze dell'ordine. 6 uomini a disposizione sono praticamente insufficienti. Chioggia merita sicuramente più attenzione da parte della politica nazionale. L'UGL ancora una volta chiede che la base di Conetta venga alleggerita. I numeri sono sempre alti, 1400 profughi accatastati all'interno di questa base, 190 abitanti che ovviamente hanno paura e forze dell'ordine continuamente tenute sotto scacco da questi personaggi. Anzi, auspichiamo che questi personaggi che ieri hanno protestato, che venga ovviamente tolta l'ospitalità in Italia.